Cari telespettatori, ben ritornati con noi, naturalmente con lo spazio dello CGIL. Questa volta però parliamo con il CAF, come facciamo periodicamente, per dare una mano ai pensionati, alle persone che si trovano magari in difficoltà a comprendere certe dinamiche, ma perché no anche alle famiglie, alle persone che ancora non sono pensionate, che magari devono dare invece un aiuto ai propri genitori, insomma, che si trovano in impasse quando si parla di fiscalità in generale. Allora, per far questo abbiamo la nostra ospite collegata con noi, Silvia Capuzzo, grazie di essere qui e darci supporto, coordinatrice fiscale del CAF CGIL di Padova. Ben arrivata. Grazie, sì, esatto. Allora, innanzitutto cogliamo l'occasione per spiegare bene il vostro ruolo e quali sono anche i periodi maggiormente intensi, quali sono le scadenze da ricordare, in modo che le persone poi non si trovino all'ultimo o che vengano da voi nei momenti meno opportuni, perché voi tra l'altro avete tutto calendarizzato, prenotato, però c'è possibilità anche per, tra virgolette, new entry, no? Per l'assistenza fiscale. Sì, esatto, noi lavoriamo principalmente su appuntamento con le varie scadenze e quindi in questo periodo naturalmente trattiamo i modelli RED che appunto stiamo vedendo in questo momento e eventualmente anche il modello ISE, soprattutto per quanto riguarda l'evento dell'assegno unico, quindi questo è il lavoro che stiamo predisponendo in questi mesi, insomma in questo inizio anno. È particolarmente impegnativo il discorso tra modello RED e ISE? Beh, certo, perché interessa da una parte soprattutto i pensionati che naturalmente rischiano di vedersi bloccate le prestazioni se non rispondono nei tempi richiesti alle domande reddituali sul RED. E anche poi naturalmente per quanto riguarda l'ISE per l'assegno unico. Naturalmente, come c'è già stata occasione di vedere, a partire da marzo non ci saranno più le detrazioni per quanto riguarda i figli fino ai 21 anni nella busta paga, oltre agli assegni per il nucleo familiare, e quindi è importante predisporre la domanda a partire da marzo, ma soprattutto magari impostarla già in questo periodo in modo da vedersi riconosciuta a marzo l'assegno unico, la mensilità dell'assegno unico. Quindi anche il modello che viene dato normalmente dal datore di lavoro nell'ambito del privato, poi il pubblico magari non so se funziona allo stesso modo, per dire quanti figli si ha, eccetera, situazione a carico. Allora sì, quello può essere compilato a inizio anno, però per quanto riguarda le mensilità di gennaio e febbraio, quindi le detrazioni per i figli a carico fino a 21 anni per gennaio e febbraio. Poi eventualmente potrà essere ricompilato nuovamente a marzo, però appunto escludendo i figli fino ai 21 anni che prenderanno un'altra strada e eventualmente invece comprendendo coniugi a carico e eventuali figli che rimangono a carico fiscale dai 21 anni in poi. Quindi ci sarà proprio marzo come mese di passaggio tra una cosa e l'altra. Quindi diciamo che bisogna darsi una mossa. Certo, naturalmente per quanto riguarda l'assegno unico si può già predisporre la domanda, si può predisporre il modello ISE perché appunto può essere di aiuto per l'assegno unico, nel senso che viene riconosciuta una somma maggiore in base all'ISE risultante appunto dall'INPS. Se viene predisposto il tutto entro febbraio, da marzo si inizierà a vedere riconosciuto l'assegno, si ha comunque tempo fino a giugno per predisporre comunque la domanda e vedere gli eventuali arretrati da marzo a giugno. Per tutte le domande predisposte da luglio in poi si avrà diritto solo dell'erogazione dal mese successivo. Quindi nel caso io predisponga la domanda a luglio inizierò a vedere l'assegno da agosto e non vedrò gli arretrati da marzo in poi. Così, vedendolo un po' con distacco, sempre un po' da teorica, da chi ci lavora e tecnica, è un sistema migliore, più agevole, più facile, introitare di più come possibilità di assegno oppure più complicato? Come lo vedete? Allora, sicuramente quando si entra in una nuova modalità di domanda è sempre più complicato, nel senso che le persone erano abituate a confrontarsi con il datore di lavoro per quanto riguarda le vecchie detrazioni ed eventualmente con il sindacato per quanto riguarda gli assegni familiari. Adesso c'è un'altra gestione e sicuramente altre tempistiche, quindi c'è di base un modello ISE che magari le persone prima non presentavano
È una nuova richiesta che si può fare sempre attraverso il patronato o anche autonomamente in INPS, quindi sicuramente la cosa non è complicatissima, bisogna però un attimo naturalmente riabituarsi ad un nuovo sistema e appunto a una nuova erogazione che non avverrà più in busta paga ma avverrà direttamente nel proprio conto corrente, quindi indicando l'IBAN sulla domanda, poi si vedrà erogato l'assegno nel proprio conto. Per entrambi i coniugi questo? Esatto, per entrambi i coniugi, poi eventualmente un coniuge, in accordo naturalmente con l'altro, richiederlo nella sua totalità, quindi vedersi accreditato l'intero importo dell'assegno, naturalmente previo accordo con l'altro genitore. Ecco. O eventualmente appunto in caso di disaccordo, comunque nel caso entrambi volessero vedere l'erogazione, 50% a tutti e due. Quindi forse la questione è un po' più complicata per chi è separato, no? Per i genitori separati. Beh, certo, in questo caso naturalmente se i due genitori si parlano, sono in buoni rapporti, diciamo che il problema non sussiste, si accordano ed entrambi riescono a vedere la propria somma o, come dicevamo prima, anche sempre al 100% totalmente a uno. Nei casi un po' più complicati invece c'è da ridiscutere, diciamo, la suddivisione della cosa tra di loro naturalmente. La questione forse è l'ISEE, che diventa una cosa che già è richiesto e già tantissimi l'avevano fatto per avere diritto a determinate agevolazioni, eccetera, prestazioni, che già molti anziani hanno dovuto prepararlo, adesso diventa molto più esteso, no? Certo, l'ISEE sicuramente prima veniva richiesto per appunto accedere a vari contributi a livello comunale o comunque a livello regionale o per rideterminare eventuali tassazioni rispetto ai contributi universitari e via dicendo. Adesso deve essere predisposto appunto anche da famiglie che magari prima non lo usavano e quindi naturalmente la platea si amplia, per questo invitiamo appunto già a recarsi ai CAF e a richiederlo in modo da non avere appunto una poca disponibilità per eventuali appuntamenti nei mesi in cui la scadenza si fa più pressante. Ecco. È sicuramente un modello un po' più curioso rispetto alla semplice domanda, bisogna produrre diversi documenti e quindi insomma prendersi per tempo non fa mai male. Noi abbiamo avuto diverse domande che ci sono venute, diverse mail da parte dei telespettatori proprio relativamente all'ISEE e quindi perplessità, ma devo dire anche il conto in banca quanto ammonta, ma devo dire che ho una proprietà, una seconda casa di cui sono intestatario pro quota con altri fratelli, ma devo e quindi non ti certo. L'ISEE infatti riguarda sia i redditi, chiamiamoli da lavoro, da pensione, ma anche eventuali redditi da fabbricato terreni e inoltre anche appunto eventuali patrimoni che una persona possiede in banca o in posta. Per questa annualità è tutto riferito al 2020. Vi trovate quindi persone che arrivano che mancano di documenti? Diciamo che è una prassi abbastanza consueta, nel senso che è talmente articolato che magari qualche documento sfugge, nel caso appunto nessun problema, ci si rifissa un appuntamento e si completa la pratica con il documento mancante, insomma non è un problema. Certo, però quali sono i documenti che non devono mancare? Cioè proprio per modo che le persone facciano... Diciamo, che tende a mancare, ma non naturalmente per dimenticanza della persona, soprattutto quello che riguarda la parte mobiliare, quindi banca e posta. Tante volte le persone magari non si ricordano di avere conti cointestati, ad esempio con genitori, con fratelli e sorelle, quindi magari si dimenticano quella parte perché non è proprio il conto che gestiscono per la vita quotidiana. E quindi poi approfondendo la discussione nel momento dell'appuntamento gli si ricorda appunto che vanno inseriti anche magari appunto questi conti che hanno cointestati con persone che non sono residenti con loro o magari anche solo eventuali, che ne so, i libretti dei bambini e via dicendo. Quindi sono questi di solito i documenti che magari non si tende a dimenticare, quei conti o quei libretti che non sono usati per la gestione quotidiana della famiglia ma che sono un po' degli accantonamenti, ecco. Per il resto, se portano la dichiarazione dei redditi è già una buona base perché lì si vede un po' la situazione familiare. Ecco. Chiaro. Lo mettere o non mettere perché non si ha conoscenza, non ci si ricorda, non si sa, non si vuole o che so io, cosa comporta?
Cioè viene fatto poi un controllo, c'è il rischio di sanzioni, che tipo di problematica può Certo, allora c'è un primo controllo che viene effettuato attraverso l'INPS. L'INPS di solito attraverso i dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate riesce a dirci se ci sono delle incongruenze rispetto ai dati che hanno loro. Naturalmente non è specificato niente, viene solo fatto presente che ci sono delle incongruenze. Poi è ovvio che se una persona non dichiara patrimoni che ha, i controlli ci sono e le sanzioni ci sono, oltre naturalmente all'eventuale restituzione di quanto percepito indebitamente. L'ISE è un'autodichiarazione, quindi è importante che sia dichiarato tutto. Chiaro. Arriviamo al nostro tema odierno, modello RED 2021. Diamo la prima slide, dichiarazione reddituale dei pensionati, istruzioni per l'uso, supportate appunto da queste schede tecniche, vediamo di spiegarla bene. Dottoressa, prego. Sì, esatto. Allora, il modello RED è sostanzialmente una dichiarazione reddituale che viene richiesta a quei pensionati che hanno delle prestazioni all'interno della propria pensione che sono collegate sostanzialmente al reddito che producono loro come pensionati e molte volte anche riferito al coniuge che probabilmente ha redditi che quindi anche quelli vanno a influire in queste prestazioni. Sostanzialmente adesso qua vediamo qualche esempio: integrazione al minimo, pensione di diversibilità, ma ricordo che anche la stessa maggiorazione chiamata 14ª rientra fra queste prestazioni collegate al reddito. Quindi quasi tutti ce le hanno? Sì, spesso molti pensionati sono interessati non tanto appunto per la propria pensione magari diretta, ma appunto per maggiorazioni collegate a questa. Cosa vuol dire assegni al nucleo familiare? Gli assegni al nucleo familiare sono quelli che ormai possiamo dire anche un po' vecchi ANF, quindi quegli assegni che venivano erogati per i familiari presenti nel nucleo. Naturalmente rimangono per i coniugi e quindi oltre ad interessare ancora rispetto agli anni precedenti probabilmente rimarranno anche nei prossimi anni. Tutte queste prestazioni appunto sono collegate al reddito che ha la persona. Che quindi oltre alla pensione che naturalmente l'INPS conosce, parliamo anche di tutti gli altri redditi che la persona può avere. Il pensionato può naturalmente avere redditi da fabbricati, redditi da terreni, ma può addirittura anche essere ancora un lavoratore. Ecco, questo è anche rilevante. Vediamo un po' l'altra slide, a che cosa serve poi questo modello RED? Esatto, dicevamo questo modello serve sostanzialmente per far conoscere all'INPS che redditi ha il suo pensionato, oltre appunto alla pensione stessa che eroga l'INPS. È importante rispondere a queste richieste perché nel caso in cui una persona non risponda, la prestazione poi viene sospesa definitivamente e addirittura appunto può essere richiesto l'indebito, quindi eventuali somme percepite indebitamente. Quindi allora il modello RED lo deve compilare solo chi ha diritto alle prestazioni che avevamo visto prima, chiaramente, e quindi se uno ha diritto bene c'è degli altri no, quindi integrazione al minimo, pensioni di reversibilità, quindi un vedovo o vedova, assegni al nucleo familiare che lei dice ancora sono una cosa abbastanza vecchia, maggiorazione sociale, giusto? E sarebbe la famosa 14ª. Sì, anche, ci sono diverse, diciamo, queste tipologie di maggiorazioni, però più o meno sì, sono queste. Diciamo la scadenza del 28 febbraio può essere soggetta naturalmente a una proroga da parte dell'INPS. Diciamo il problema maggiore in questi casi è che assistiamo a 2 richieste dall'INPS. Allora, vediamo la slide successiva, allora, ricordandoci che è il 28 febbraio la scadenza, altrimenti si perdono queste prestazioni. Chi non ce le ha non deve fare niente, ma chi ce le ha deve ricordarsi che entro la fine del mese di febbraio deve farlo. Cosa succede? Cosa fa l'INPS a sua volta? Allora, sostanzialmente per quanto riguarda le prestazioni relative ai redditi del 2020, quindi parliamo di RED 2021, dove dichiariamo la situazione reddituale 2020. Per questa richiesta l'INPS non invia niente al pensionato, quindi è la persona stessa che, in base naturalmente a quello che ha fatto negli anni precedenti, dovrebbe ricordarsi di elaborare questo modello reddituale attraverso il CAF o attraverso la propria area personale in INPS, diciamo.
questo appunto diciamo per questo non viene richiesto niente dall'INPS, quindi è la persona stessa che si deve preoccupare di rispondere. Nel caso in cui non lo faccia nei termini richiesti, quindi una volta passata la scadenza di febbraio non ha risposto, sarà l'INPS stesso l'anno successivo ad inviare un sollecito e quindi chiederà alla persona attraverso lettera questa volta di predisporre questo modello reddituale. In questo momento, dicevamo, noi stiamo facendo i RED 2021 per i redditi 2020 e stiamo rispondendo ai solleciti 2020 relativi ai redditi 2019. Quindi non avviene una richiesta, non arriva nessuna busta, una volta c'era un bustone che arrivava anche a casa alle persone, che allertava eccetera, da un bel po' ormai questo non avviene e gli eventuali solleciti riguardano cose passate, giusto? Esatto, se io non rispondo entro i termini a RED diciamo 2021-2020, l'anno prossimo mi arriverà il sollecito per i redditi del 2020, in quel caso si arriva alla busta e quindi sono avvisato direttamente dall'INPS. Chi deve presentare questo modello? Vediamo appunto l'altra slide. Allora, questo modello sostanzialmente appunto è una richiesta dall'INPS, quindi non può essere presentato se non dietro richiesta dall'INPS. Lo presenta sostanzialmente chi possiede altri redditi, ma attenzione, va presentato anche se uno non possiede altri redditi oltre alla pensione, deve comunque rispondere all'INPS e dire io non ho niente oltre a quello che l'INPS stesso mi eroga. Quindi è importante sempre presentarsi e controllare di avere un modello RED da fare o appunto eventualmente nel caso in cui venga richiesta attraverso lettera presentarsi comunque al CAF e rispondere alla richiesta. Anche se si è presentato il modello 730 o il modello redditi, perché tante volte, oltre a richiedere i redditi al pensionato stesso, come dicevamo prima, sono richiesti anche i redditi del coniuge, che magari non ha presentato la dichiarazione perché non è tenuto a farlo. E quindi è sempre meglio fare un passaggio al CAF e vedere se appunto c'è il RED da presentare o eventualmente appunto se oltre al RED proprio è richiesto anche la situazione reddituale di un eventuale coniuge. Perfetto, quindi chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e non la presenta è esonerato dal RED. Può essere esonerato dal RED, ma come dicevamo prima, magari un passaggio al CAF è sempre meglio farlo perché magari uno pensa solo a se stesso, però appunto magari nel RED è richiesto anche la situazione reddituale del coniuge. Chiaro. Quindi non diamo per scontato magari che essendo esonerati dal 730 si è esonerati anche dal RED. Infatti, vediamo un po' la slide successiva, chi è esonerato. Infatti, vediamo un po' ecco qua, chi è esonerato, chi ha già presentato tutti i redditi tramite 730 e i modelli redditi PF. Esatto, in questo caso se il RED è richiesto solo a lui e lui ha già presentato il 730 e non ha altri redditi da dichiarare oltre a quelli che sono presenti nel 730, può essere esonerato dalla presentazione del RED. Quindi cioè, il RED è quella cosa che ti consente di ottenere un beneficio, quella dichiarazione. Sì, esatto, mi consente di avere un beneficio, mi consente di mantenerlo nel tempo, nel caso appunto io non risponda né alla prima chiamata, abbiamo detto ordinaria, né all'eventuale sollecito, l'INPS a distanza circa di un anno mi può inviare una comunicazione dove mi dice che la mia prestazione è sospesa e appunto mi può richiedere l'eventuale somma indebitamente percepita. Chiaro. A quel punto mi posso rivolgere sempre a un sindacato, però in questo caso a un patronato, che è sempre presente nei nostri uffici naturalmente, e chiedere appunto o di sanare la situazione, se l'indebito è dovuto perché mi sono dimenticata di rispondere ai vari RED, o eventualmente di ricalcolare la somma se c'è qualche errore in presentazione, perché magari ho sbagliato a dichiarare qualcosa. A quel punto il patronato mi ricalcolerà il tutto e andrà a sanare la mia posizione. Come si presenta questo modello? Eccolo qua, vediamo un po' che ci semplifica le cose. I titolari di pensione residenti in Italia possono, quindi è importante essere residenti in Italia, no? Cosa deve fare? Sì.
Allora, basta rivolgersi a noi del CAF, naturalmente esibendo i propri documenti di riconoscimento, o eventualmente si può anche collegare, naturalmente sempre tramite l'identità digitale, il famoso SPID, al sito dell'INPS e compilarlo in autonomia, dichiarando appunto la propria situazione. Quali sono i documenti necessari? Vediamo la slide successiva. Allora, sicuramente per accedere ai nostri uffici è indispensabile la carta d'identità e il codice fiscale proprio, ma dicevamo appunto anche di un eventuale coniuge per il quale può essere richiesto la situazione. Dichiarazione dei redditi se presentata, le eventuali CU di lavoro, quindi tutte quelle certificazioni rilasciate dai datori di lavoro con tutti i redditi percepiti nell'attualità richiesta, eventuali arretrati. E poi diciamo tra i documenti che di solito incontriamo più spesso ci sono eventuali interessi bancari o postali maturati nell'anno e eventuali documenti riferiti ai fabbricati e terreni di proprietà. Queste sono di solito le cose che è più facile incontrare per i nostri pensionati. Trattamenti di fine rapporto e poi documentazione di eventuali redditi esenti, pensione di invalidità civile, di guerra, redditi esteri, eccetera. Questo è da ricordare. E poi redditi esteri, anche pensione, ricordo estere, anche quelle vanno dichiarate nel modello RED. Perfetto, vediamo l'ultima slide, quali sono i documenti sempre necessari, ce ne sono altri, li possiamo leggerli rapidamente a questo punto, ci dica. Sì, anche qua appunto ci sono eventuali redditi oltre di lavoro autonomo, redditi di partecipazione, redditi soggetti a tassazione separata, quindi cose un po' più magari che non si incontrano così sovente, contratti di locazione, e in questo caso se la persona ha già fatto la dichiarazione dei redditi è facile che appunto troviamo lì dichiarati eventuali affitti percepiti, e le sentenze di separazione o divorzio, perché vanno dichiarati anche gli eventuali assegni di mantenimento percepiti dagli ex coniugi. Investimenti all'estero, trasferimenti DAEF sull'estero e poi naturalmente i redditi da partecipazione in società di persone e assimilati, da ricordare questo. E quindi questo è tutto il promemoria. Casomai, allora, siccome appunto sono tante le cosine da ricordare, io la ringrazio di essere stata qui, di averci illustrato nel dettaglio tutte queste fasi che sono comunque molto importanti e effettivamente fino adesso in questo modo così approfondito non l'avevamo ancora fatto. Voglio ricordare ai nostri telespettatori di rivedersi la puntata che è sul web, perché in modo da poterla analizzare scrivere su giornata tutto, in modo da farlo come documenti, come già giustamente sottolineato. Grazie Silvia Capuzzo di essere stata con noi del CAF CGIL Padova, e naturalmente voi telespettatori vi lascio alla pubblicità e poi ci rivediamo per continuare la nostra trasmissione.